Bentrovati ai nostri telespettatori, bentrovato Don Ettore Malnati che quest'oggi con noi è collegato, eccolo. Buonasera Don Ettore. Buonasera a tutti voi. Allora, Don Ettore, in queste due ultime domeniche il Vangelo ha proposto alcuni dei brani forse più, diciamo così, forse più noti, il figlio al prodigo. Qual è lo scopo di questi brani in Quaresima? Beh, anzitutto è far comprendere come in ogni situazione c'è una possibilità di recupero. Quindi per il cristiano che magari volontariamente si allontana da un certo percorso di senso e di significato alla luce della fede, ecco, si auspica che ci sia la possibilità di un ripensamento. Quando appunto la persona si rende conto di aver commesso un grave errore nell'aver abbandonato la casa del Padre o la via della verità e della giustizia, spesso la persona viene presa ovviamente da una situazione che la provoca, forse non sono degna di tornare alla casa di mio padre, cioè ho abbandonato troppo il percorso della via, diciamo così, retta e della salute spirituale. Però questo pensiero è una tentazione, è il pensiero che ha accolto, come direbbe Mazzolari, il fratello Giuda e non ha voluto tenere in considerazione il fatto della misericordia che Cristo avrebbe certamente messo in atto nei suoi confronti, e quindi una disperazione lo coglie e si allontana, come noi sappiamo, in quel modo così violento. Mentre Pietro, che anch'egli ha rinnegato di appartenere ai 12 e in un certo qual senso ha rinnegato il maestro, si rende conto che potrà avere la comprensione del Signore Gesù. Ecco, il figlio prodigo è colui che, simbolo di ogni credente, che si rende conto di essere andato sulla strada non retta e non giusta, e si è reso conto anche che povero l'uomo che confida nell'uomo, come dice il Salmo, non erano veri amici ma compagnon, quelli che si accomunavano a lui nei momenti di letizia, ma nel momento della prova si è trovato solo. E allora ecco ancora qui, il Salmo dice che anche se tua madre e tuo padre ti abbandoneranno, io, il Signore, non ti abbandonerò. Ecco che Gesù presenta la figura del Padre misericordioso, che dà il senso di una casa sempre aperta. Perché il padre e non la madre? Cioè il padre è colui che rappresenta la famiglia, e quindi ecco, nella concezione ebraica c'è una condivisione piena tra il papà e la mamma, non una dimensione di inferiorità, ma chi si prende poi la responsabilità di aprire la casa al figlio che ha abbandonato tutto, non è semplicemente la dimensione di pathos della madre, ma è la dimensione ponderata di un padre ferito che comunque supera questa dimensione e spalanca le sue braccia verso il figlio, anzi gli va incontro. Ecco, andare incontro, secondo il concetto ebraico, è un qualche cosa di non normale. Il fatto che il padre va incontro, lascia la soglia e va verso il figlio che torna, è una grande attenzione. Questo è quello che appunto Cristo vuol comunicare e la Chiesa sottolinea. Anche se i tuoi
peccati avessero reso il tuo abito rosso come lo scarlatto, la misericordia del Padre te lo renderà bianco, candido come la neve. È un grande messaggio che deve essere presente anche in quest'anno santo, l'anno della speranza, per poter recuperare quelle che sono le realtà che a causa della nostra fragilità ci hanno magari portato lontano dalla casa del Padre. Questo è il vero significato ed è una realtà importantissima nel cammino verso la Pasqua. Don Ettore, ci vediamo la prossima settimana. Molto bene, molto volentieri. Grazie, grazie Don Ettore, grazie ai nostri Ciao, telespettatori. ciao.